Ok, buongiorno a tutti, Dio vi benedica, benvenuti nel nostro culto al Signore. Se hai portato la parola di Dio ti invito ad aprire nel Vangelo di Marco al capitolo 8, noi leggeremo alcuni versetti da questo bellissimo testo biblico che ci parla di come bisogna vivere il culto al Signore, ok? Quindi Marco, capitolo 6, dal versetto 32 in poi. Marco, capitolo 6, dal versetto 32 in poi. E dice così la parola di Dio. Partirono dunque con la barca per andare in un luogo solitario in disparte. Molti videro partire, li riconobbero e da tutte le città accorsero a piedi e giunsero prima di loro. Come egli fu sbarcato, vide una gran folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendo già tardi, i suoi discepoli gli si accostarono e gli dissero: questo luogo è deserto ed è già tardi. Lasciali andare affinché vadano per le campagne e per i villaggi dei dintorni e si comprino qualcosa da mangiare. Ma Gesù rispose loro: date loro voi da mangiare. Ed essi a lui: andremo noi a comprare del pane per 200 denari e daremo loro da mangiare? Egli domandò loro: quanti pani avete? Andate a vedere. Essi si accertarono e risposero: 5 e 2 pesci. Allora egli comandò loro di farli accomodare tutti a gruppi sull'erba verde e si sedettero per gruppi di 100 e di 50. Poi Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci e alzati gli occhi verso il cielo, benedisse e spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli affinché li distribuissero alla gente e divise pure i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono e furono sazi e si raccolsero 12 ceste piene di pezzi di pane e di resti dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Che brano meraviglioso che è questo. Allora provate a immaginare la scena, no? 5.000 persone affamate che camminavano da 3 giorni insieme a Gesù. Gesù poteva fare un miracolo, schioccare un dito e far comparire il pane e i pesci davanti a loro, ma lui ha fatto una cosa molto diversa. Ha detto: che cosa avete da portare? Che cosa avete da portare? E loro gli hanno detto: 5 pani e 2 pesci. Poca cosa, Signore, poca cosa. Portatemelo qua. Lui ha preso i 5 pani e i 2 pesci, ha benedetto quel cibo e che cosa è successo? Quello che loro avevano si è moltiplicato. Allora ti faccio una domanda stamattina: che cosa hai portato alla presenza di Dio? Pastore, poca cosa, non ho molto entusiasmo. Lascia che il Signore ti dia la possibilità di moltiplicare quello che tu hai portato alla sua presenza. Sai perché? Perché attorno a noi e vicino a noi ci sono molte persone che hanno fame spirituale, hanno bisogno di mangiare cibo spirituale, hanno bisogno di nutrirsi della parola di Dio. Se tu hai portato una preghiera sincera, portala ai piedi del Signore, Lui moltiplicherà. Se tu hai portato un'adorazione nel tuo cuore, portala ai piedi del Signore, Lui moltiplicherà. Se tu hai portato le tue decime alle offerte alla presenza del Signore, portale alla sua presenza e Lui moltiplicherà. Sai perché ti dico questo? Culto è luogo di offerta. Non possiamo venire alla presenza di Dio senza portare qualcosa di noi. Pastore, non ho niente da portare. Sai, ti ricordi come ha pregato, come ha risposto Samuele quando Dio l'ha chiamato? Ha detto: Samuele, Samuele, e lui ha risposto con una parola semplicissima ma che fa tutta la differenza. Ha detto: eccomi, Signore, non ho niente, io sono un bambino, ma prendi me e usami come tu vuoi. Allora tu vuoi fare questo alla presenza di Dio? Tu vuoi che vedere che la gloria di Dio si manifesti? Alzati in piedi e prega insieme a me che il Signore possa usare quel poco che tu hai per la sua gloria, quel poco che tu hai per sfarmare tanta gente
attorno a noi. Più andiamo avanti nel nostro tempo, più le persone sono affamate di cose spirituali. Sai che cos'è che ci sta dicendo il Signore stamattina? Dai tu a loro da mangiare. Dai tu a loro da mangiare. Signore, ho poco tempo, poca voglia, poca energia, poche risorse. Porta ai piedi del Signore e Lui moltiplicherà. Preghiamo insieme. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio e ti benedico. Signore, questo è un culto, Signore, un culto che noi rendiamo a te. Ciascuno di noi qua è arrivato stamattina, Signore, portando se stesso. E questo è già molto, Signore. Ma io ti chiedo nel nome di Gesù, se noi siamo cristiani, veramente cristiani, abbiamo lo Spirito di Dio, ci sono tante altre risorse che possiamo portare al tuo trono di grazia, perché tu meriti, Signore, almeno la nostra adorazione. Almeno, Signore, meriti di abitare nella parte più profonda del nostro essere. E se c'è qualcuno qua stamattina, Signore, che non ti conosce, io ti chiedo nel nome di Gesù che tu possa manifestarti a lui, a lei, Signore. E noi, Signore, vogliamo uscire da questa sala stamattina consapevoli, Signore, che tu ci hai visitato e che ci hai dato, Signore, quel pane, Signore, che nutre la nostra anima. Io ti chiedo nel nome di Gesù che possiamo uscire da questa sala trasformati da quello che tu ci dirai stamattina. Te lo chiedo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Prima di sederti, anzi prima di cantare, scusate perché resteremo in piedi, ti invito a girarti a destra, a sinistra, dietro, saluta il tuo fratello che è venuto qua stamattina, dagli una parola di benedizione nel nome del Signore. Gloria, onore, forza e potenza al nostro Signore. Amém? Lodiamo il nome del Signore. Gloria e onore, forza e potenza diamo al nostro Signore. Tutto il creato
sei santo, 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 voglio vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi mentre cantiamo santo, santo, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi mentre cantiamo santo, 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 tu sei santo, 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 voglio Sentire la vederti. Chiesa, Santo Santo. Santo, 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 voglio vederti. Alleluia, il tuo nome, Signore. Il Signore ci ha chiamato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, amen. Il Signore ha fatto grandi cose per noi ed è per questo noi siamo rallegrati, per questo noi siamo qui per ringraziare il Signore per la settimana, la lode, l'adorazione al Signore, la risposta di quello che il Signore fa nelle nostre vite. E se tu non apri la tua bocca per adorare, c'è qualcosa che non va, perché dobbiamo tornare alla mente, alla memoria, quello che ci dà speranza, quello che ci dà vita. E se anche non è stata una settimana così gioiosa, ma il Signore ha pensieri buoni per noi, non pensieri di male, ma pensieri di pace, che la parola del Signore ci dice così. E il Signore ci trae, ci porta alla memoria quello che ci porta speranza. Ed è per questo che noi lodiamo il tuo nome, Signore, ed è per questo che siamo qui nella tua presenza per adorare il tuo nome, Signore, per consegnare la nostra propria vita davanti al tuo altare, Signore, finché tu possa trasformare la vita della tua Chiesa, finché tu possa, Signore, entrare con tuo Spirito Santo, fare la trasformazione come quel bambino che ha dato quello che aveva, Signore, e tu l'hai fatto diventare una cosa molto grande, Signore, hai sfamato tutte quelle persone. Che la nostra vita possa essere così, Signore, che quel poco che noi abbiamo possa diventare tanto, Padre, per il tuo onore. Alleluia, Signore. Gesù, è in tua presenza siamo riuniti qui, il tuo viso contempliamo e arrendiamoci a te, perché puoi che un dì la tua morte ci portò la vita e donò completo accesso al cuore del Padre. Gesù in tua presenza, Gesù in tua presenza, siamo riuniti qui, il tuo viso contempliamo e arrendiamoci a te, poi che un dì la tua morte ci portò la
perché tu sei il Re. E quello noi chiediamo, Signore, che tu possa regnare nelle nostre vite, Signore. Alleluia, il tuo nome, Signore, onore a te. Amen. Alleluia, potete sedere. Ok, stiamo continuando a camminare con i nostri discepolatori biblici, no? Oggi siamo arrivati a un personaggio dell'Antico Testamento che fino a che non l'ho studiato approfonditamente era uno dei miei preferiti, no? Poi man mano andavo un pochino più nei dettagli della sua vita, ho detto, Signore, che vita disgraziata che ha avuto, no? Cioè sono proprio state delle sorprese. E veramente io mi ricordavo uno dei problemi che aveva avuto questo uomo, che era Salomone, che era quello di aver sposato mogli straniere che lo hanno portato all'idolatria, ma ci sono tante altre cose che lui veramente ha fatto di buono, ma soprattutto anche di cattivo, ok? E lui veramente ha fatto una cosa che nessun cristiano in teoria dovrebbe fare, anche nella pratica, non solo in teoria. Non si può giocare con il mondo spirituale, perché se tu giochi con il mondo spirituale, tu perdi, ok? Perdi la comunione con Dio, perdi la gioia, perdi l'adorazione, perdi lo spirito di preghiera che ogni cristiano dovrebbe avere, ok? Preghiamo che il Signore ci possa parlare attraverso la vita di Salomone questa mattina. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo e ti benediciamo perché, Signore, la tua presenza qua stamattina è chiara e vogliamo, Signore, davvero che tu parli al tuo popolo questa mattina. Ti ringraziamo, Signore, perché quello che tu farai non saranno cose normali, non saranno cose naturali, ma saranno cose soprannaturali. Anche se i nostri occhi non lo vedranno, Signore, questa mattina ci saranno dei miracoli qui, miracoli con le nostre anime, miracoli con il nostro spirito e chi anche ha bisogno, Signore, miracoli con il nostro corpo. Che tu possa, Signore, benedire questo tempo di meditazione insieme, te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Come dicevo, un uomo, prima di tutto un uomo che aveva una saggezza soprannaturale. Vi ricordate che lui ha chiesto saggezza per guidare il popolo di Israele, no? E noi nella Bibbia è registrato il fatto che Salomone era l'uomo più saggio della terra, addirittura tanti grandi della terra andavano da lui per ascoltare la sua saggezza, no? Ma non solo, era una persona molto ricca, la parola di Dio dice che era ricchissimo, più di ogni altro uomo sulla terra del suo tempo. La parola di Dio registra anche che lui ha sposato 700 mogli e aveva 300 concubine e a un certo punto della sua vita ha detto: vanità delle vanità, tutte vanità, è un correre dietro al vento. Allora, ridendo e scherzando un po', io dico, forse non aveva capito che sposando 1000 donne c'erano anche 1000 suocere al seguito e quindi lui non ha avuto la lucidità di capire quello che stava facendo, ma la realtà dei problemi è ben altro, era solo una battuta, no? Allora, a un certo punto, con la sua saggezza, ha investigato tutto quello che c'era da investigare nello scibile umano e ha detto a un certo punto, la mia saggezza non conta niente perché lo stolto e il saggio muoiono nello stesso modo e quindi, dice la parola di Dio nel libro di Ecclesiaste, io ho preso in odio la vita, ok? Questo è il nostro eroe della fede che si chiama Salomone, ricchissimo, pieno di donne, con una saggezza incredibile e ha detto, io odio la vita, io non ce la faccio più. Sapete perché lui ha ragionato così? Perché questo ragazzo, che era un ragazzo quando ha cominciato la sua avventura, semplicemente lui ha giocato col mondo spirituale e lui ha
perso. Cari miei, attorno a noi c'è un mondo spirituale invisibile, ma che è tangibile, ok? E se noi non apriamo gli occhi sul mondo spirituale, come l'Apostolo Paolo ha detto, io prego perché ogni giorno i vostri occhi spirituali si aprano, perché la parola di Dio dice, questo è in Efesini capitolo 1, e lì al capitolo 1 dice i vostri occhi si aprono per vedere l'amore di Dio, ma al capitolo 6 l'Apostolo Paolo dice: guardate che il vostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro i principati, le potestà e i dominatori di questo mondo di tenebre. Cari miei, le porte dell'inferno sono ben organizzate contro la mia vita, contro la tua famiglia, contro questa Chiesa, e se noi non abbiamo gli occhi aperti, se non capiamo la strategia del nemico, noi perdiamo. E Salomone è stato uno che ha perso perché ha fatto le cose in qualche modo alla leggera, ok? Guardiamo la prima caratteristica di questo ragazzo che ha cominciato a guidare il popolo di Israele, un popolo numerosissimo, proprio da molto giovane. E dice così la parola di Dio. Ah sì, questo possiamo andare avanti. Ok. Questi due testi biblici che si trovano tutti e due nel capitolo 3 di Prima Re, dice così: Salomone si imparentò con Faraone, re d'Egitto, sposò la figlia del Faraone e la condusse nella città di Davide finché egli avesse finito di costruire il suo palazzo, la casa del Signore e le mura di cinta di Gerusalemme. Intanto il popolo continuava a offrire sacrifici sugli alti luoghi, perché fino a quei giorni non era stata costruita una casa al nome del Signore. Salomone amava il Signore e seguiva i precetti di Davide suo padre, soltanto offriva i sacrifici e i profumi sugli altri alti luoghi. Allora non so se avete notato il panorama di quello che stava succedendo nella città dove abitava il Signore, ok? Il Tempio non era ancora stato costruito, c'era ancora il tabernacolo. Dio non aveva una casa, in poche parole, come il Signore intendeva che avesse una casa nell'Antico Testamento. Oggi, gloria a Dio, il Tempio del Signore siamo io e te, perché la parola di Dio dice che il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo. Ma a quel tempo occorreva un Tempio perché Dio non era ancora entrato nel cuore di tutti gli uomini, perché Cristo ancora non era morto. E quindi c'era una situazione che si chiama in teologia sincretismo religioso, ossia Salomone adorava Dio come suo padre adorava Dio, ma c'erano anche, come dice la parola di Dio, gli alti luoghi, ossia dei posti dove si andavano ad adorare altri dei. E lui che cosa ha fatto? È andato ad adorare anche altri dei, e la parola di Dio ce lo dice molto chiaramente. Lui doveva fare una pulizia, ossia era in una situazione di sincretismo, adorava Dio ma adorava anche altre cose. Un giovane che aveva capito benissimo chi era il Dio di suo padre, ossia Davide, ma che aveva un serio problema con le donne. Avete notato chi ha sposato qua? Ha sposato una regina, o meglio una principessa egiziana. Ha desiderato la donna sbagliata. Pastore, che cosa ha a che fare questo con il mondo spirituale? Te lo spiego subito. Ti ricordi l'esperienza del papà di Salomone, Davide? Per primo Davide ha desiderato la donna sbagliata. Ti ricordi quando nel suo tempo lui era arrivato al palazzo e aveva conquistato per tanti anni, ha cercato di conquistare la terra promessa. A un certo punto Dio gli ha dato pace su tutti i confini. Lui che cosa ha fatto? È arrivato al palazzo, si è seduto sul trono, ma una sera, mentre tutti gli altri re andavano in battaglia, lui è rimasto a palazzo e ha cominciato a passeggiare sul balcone di casa. E che cosa è successo? Ha visto dall'altra parte una donna bellissima che passeggiava, che faceva il bagno, dice la parola di Dio, e passeggiando ha detto: ma chi è quella donna? Io la desidero, la voglio. E ha mandato i suoi servi a prenderla. La donna sbagliata per la vita era già sposata e lui ha dovuto uccidere e adulterare per avere la donna sbagliata. E Salomone stava facendo lo stesso identico
errore. Ha preso una donna straniera che era egiziana, e noi sappiamo per esperienza nella parola di Dio che gli egiziani erano il popolo idolatra per eccellenza. Sicuramente una bellissima donna, sicuramente una donna molto intelligente, perché la cultura degli egiziani a quel tempo era avanzatissima, e la donna però era una donna egiziana idolatra che ha portato Salomone ad adorare altri dei che non erano il Signore. Che storia triste, che storia triste. Ma guardate una cosa importante. Proprio in quel momento, quando Salomone ha fatto l'errore più grosso della sua vita, Dio gli ha parlato e gli ha detto: Salomone, cosa vuoi che io ti dia per governare il tuo popolo? Qua bisogna leggere tutto il capitolo, ok? Vi invito a farlo a casa. E in quel momento il Signore nella sua bontà gli ha detto: io posso darti la saggezza. Signore, voglio la saggezza perché io devo governare un popolo grandissimo. Quindi che cosa vi voglio mostrare con questo capitolo, con questo testo? Semplicemente che c'era un giovane che amava il Signore e allo stesso tempo amava qualcosa che non apparteneva al mondo spirituale. E dice così la parola di Dio: Salomone si svegliò e capì che era un sogno, tornò a Gerusalemme, si presentò davanti all'arca del patto e offrì olocausti, sacrifici di riconoscenza e fece un convito a tutti i suoi servitori. Cosa voglio dirti con questo? Che quando Dio si è presentato a lui, ha mollato l'idolo. Salomone purtroppo era già sposato con l'egiziana, ma non ha potuto fare niente per questo, perché voglio dirti questo stamattina, che è un grande insegnamento per me e per te. Non si possono con Dio fare le cose a metà. Tu non puoi fare le cose a metà col Signore, perché la parola di Dio, Gesù ha detto: chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Non possiamo fare una vita comoda col Signore. La vita spirituale è una vita difficile, è una vita di sacrificio, è una vita che costa. E Davide ha insegnato bene questo principio a Salomone. Gli ha detto: io non offrirò al mio Signore niente che non abbia un costo. Posso chiederti una cosa? Cosa hai deciso di portare oggi alla presenza di Dio che abbia un costo per te? C'è qualcosa che tu vuoi dare al Signore e gli stai dicendo: Signore, oggi io voglio darti questo, ma questa è una cosa che deve essere una rinuncia per me. Sei disposto a fare questo? Hai in mente qualcosa da fare per il Signore che ti costi qualcosa? Perché Salomone, grazie a Dio, nonostante tutto, ha fatto una cosa, non era completa, ma ha fatto una cosa che gradiva al Signore, ossia per un tempo ha lasciato da parte l'idolo e è andato a Gerusalemme alla presenza di Dio ad adorare il Signore. Ti faccio una domanda scomoda, ok? Ho visto dei fratelli commossi stamattina cantando. Sai come si chiama questa? Adorazione. Quando tu senti che la presenza di Dio è lì vicino a te, tu ti commuovi, perché tu senti l'amore di Dio in mezzo alle lotte della vita, è vero o no? Quando è l'ultima volta che tu hai adorato veramente il Signore? Perché cantare non è la stessa cosa di adorare, tu lo sai, vero? E Dio dice: io sto cercando i veri adoratori, come ha fatto con la donna samaritana, ti ricordi? Io sto andando in giro per la mia chiesa a vedere se c'è un cuore disponibile a riconoscere chi io sono, perché noi riconosciamo chi Dio è solo quando fa le cose che ci piacciono, ma in realtà il Signore va adorato per quello che Lui è. Tu hai un Dio buono, un Dio compassionevole, un Dio misericordioso, un Dio santo, un Dio giusto, un Dio che fa le cose come Lui vuole perché è sovrano e Lui agisce per la sua gloria. E se noi non ci accodiamo a quello che Lui vuole fare ogni giorno per la sua gloria, noi non proveremo mai la sensazione straordinaria di adorare. Hai capito come funziona? Salomone in questo caso ha fatto una cosa a metà, sì, ma ha fatto la cosa giusta, ha lasciato da parte l'idolo e è andato a Gerusalemme davanti all'arca dell'alleanza ad adorare il suo Dio. Tu sai che Dio ha un'alleanza con te? Tu sai che Dio ha fatto un patto col sangue con te?
C'è un testo molto interessante nell'Antico Testamento, quando Abramo è stato chiamato ad andare nella terra promessa. Sai che cosa ha detto Abramo? Signore, come farò a sapere se tu mantieni quello che tu mi hai detto che farai per me? Allora Dio gli ha detto, prendi degli animali, dividili in due, ok? E poi passaci in mezzo e dietro di te passerò io come un fuoco. Sapete perché nell'antichità quando si siglava un patto si faceva così, si aprivano gli animali in due, si passava in mezzo, perché la dichiarazione era questa: se io non mantengo la mia parola che io sia diviso in due come questo animale e che sia sacrificato come una bestia feroce. Questo era il senso, il patto veniva firmato col sangue. Cristo ha firmato un patto col sangue con te ed è per questo che Lui stamattina ti dice: io merito di essere adorato, io merito di essere messo nel posto giusto nella tua vita, come Salomone ha fatto quel giorno. Ha mollato tutto per andare ad adorare a Dio nel suo posto. Amen, Chiesa? Sei disposto ad adorare Dio? Quanti idoli hai nel tuo cuoricino? Quante priorità ci sono al di sopra del Signore? Sai che è stata fatta una ricerca nella posizione dei cristiani che ha, l'importanza che ha il Signore nella vita di tutti i giorni. Sapete a che posto è stato messo Gesù? Al 7º. Ci sono 6 cose prima di Gesù, ok? Facciamo in modo che questa mattina Gesù scali la classifica del tuo cuore, va bene? E mettiamolo nel posto che Lui gli spetta. Ma c'è un'altra caratteristica importante che Salomone, questa è molto positiva da parte di Salomone. Salomone ha inaugurato il Tempio del Signore. Il Tempio di Salomone è stato il tempio più famoso dell'antichità per la ricchezza, per la bellezza, per la estetica, per tutto, ma soprattutto perché Dio era presente in quel Tempio, ok? E lui fa una preghiera lunghissima. Possiamo andare avanti nelle slide, per favore? Ok. E quando lui ha inaugurato il Tempio, poco prima ha fatto una preghiera lunghissima di intercessione per il suo popolo. Ha detto: Signore, se il mio popolo, se il tuo popolo peccherà, guarda verso di loro attraverso il tuo Tempio. Se un giorno arriveranno dei nemici, io pregherò e questo popolo sia salvato da te. Insomma, lui ha fatto una preghiera lunghissima di intercessione. E quando lui a un certo punto ha consacrato finalmente il Tempio, guarda che cosa è successo. Quando Salomone ebbe finito di pregare, il fuoco scese dal cielo, consumò l'olocausto e i sacrifici e la gloria del Signore riempì la casa. I sacerdoti non potevano entrare nella casa del Signore perché la gloria del Signore riempiva la casa. Allora ti faccio la seconda domanda scomoda. Quando è che tu hai sperimentato la gloria del Signore entrare nella tua casa e tu l'hai percepita in un modo che ti sei buttato a ginocchia per terra e hai detto: Signore, tu sei presente qua? Sai che cosa mi insegna questo? 2 principi fondamentali, che perché la gloria del Signore si manifesti nelle nostre vite ci vogliono 2 cose: preghiera di intercessione e sacrificio. Preghiera di intercessione e sacrificio. Lui ha pregato e ha sacrificato animali. Oggi non c'è bisogno di sacrificare animali, ma c'è bisogno di sacrificare le nostre vite in intercessione perché il Signore si manifesti con gloria nella nostra vita. È un periodo, alcune settimane fa il Signore ha cominciato a svegliarmi, perché quando ho cominciato a studiare la vita di Salomone a fondo, ho detto: Signore, anch'io voglio pregare e sacrificare me stesso. Ok, tu vuoi la minestra? 2 tazze. Quante volte il Signore in queste settimane ha cominciato a bussare alla porta della mia camera da letto alle 4 di mattina e mi ha detto: è ora di alzarsi a pregare. Ah, Signore, ma è così caldo questo letto. Com'è comodo questo letto. Ma il mondo spirituale sta cambiando. Pastore Alessandro, alzati perché è ora di pregare. Non so se tu hai sentito cosa sta succedendo a Roma. A Roma il 15 di ottobre è stata inaugurata
un'opera d'arte che si chiama La porta del diavolo. Ok? Se tu vai a vedere su internet questa porta, no, che è una enorme, okay, è inquietante, no? Tutta nera con dei disegni molto particolari. No, ma pastore, ma questa qua è una roba da complottisti. È interessante che quando i cristiani non credono a questo, i satanisti credono molto di più. E i satanisti hanno detto pubblicamente, perché voi sapete che ormai i satanisti non si nascondono più, ok? Sapete cosa stanno dicendo? Noi pregheremo perché questa porta si apra e un branco di demoni invada l'Italia. Gente, io dico, possiamo ancora dormire dopo delle dichiarazioni così? Pastore, ma le persone non si convertono. Chiaro, il popolo di Dio non si alza per pregare alla mattina presto. Non vuole spendere del suo tempo per pregare e invocare il nome del Signore sulla vita delle persone. Tu vuoi vedere la gloria di Dio che si manifesti? Bisogna piegare le ginocchia, sacrificare se stessi, perché fratelli, il mondo sta peggiorando giorno dopo giorno. E chi è l'esercito di Dio? Chi? Sei tu. Ma se l'esercito dorme, se si trastulla sull'amaca di fronte alla spiaggia, ma tanto la guerra non c'è. Sì, ma se arriva, tu sei in infradito, perché un soldato porta le scarpe da combattente, porta le scarpe pronto. Voi sapete che i soldati romani facevano una cosa incredibile, no? Se tu vai in Efesini capitolo 6, là nella lettera di Paolo a Efeso, dice che i soldati portavano i sandali. Ma sapete che l'esercito romano non toglieva mai i sandali, anche quando dormiva? Erano un paio di sandali particolari che avevano i chiodi sotto, perché se arrivava il nemico, la prima cosa che loro dovevano fare è alzarsi in piedi, piantare i piedi per terra e la spada in mano, perché arrivava la guerra. E loro dovevano essere pronti, e loro sapevano che la prima cosa che succede quando io cado per terra in una battaglia, che cosa succede? Che perdo. Quando io sono caduto per terra, il nemico mi infilza, non c'è niente da fare. Cari miei, stamattina il Signore, io ho sentito da parte di Dio, ve lo passo così come Lui me l'ha passato, ha bisogno di guerrieri che si alzano alla mattina per pregare. Sei disposto a spendere del tuo tempo? Tempo fa sono andato a predicare in una chiesa che tu sentivi che c'era, sai, quel clima pesante, no? Non so se ti è mai capitato, tu entri nella sala di culto, un mattone spirituale sopra di te, no? Non riesci ad orare, non riesci a ascoltare, sei distratto, tante cose. E là in quella chiesa c'era una sorella che aveva un ministero di intercessione, ok? Io ho detto, sorella, fra poco in questa chiesa io dovrò tornare. Facciamo così, ci mettiamo da parte un tempo, 2 giorni, un venerdì e un sabato prima del culto di domenica, e ci mettiamo d'accordo. Ok, fratello, pastore, va benissimo, io coinvolgerò anche delle persone dalla mia nazione, da dove provengo, e loro sicuramente interverranno in questa situazione spirituale. Ed è interessante che alla domenica, la famosa domenica che io poi sono tornato a predicare, fratelli, un clima spirituale meraviglioso. Meraviglioso. Perché? Perché c'erano dei combattenti che avevano liberato il campo. C'erano delle persone che avevano messo le ginocchia per terra e hanno pagato un prezzo perché il nemico andasse via da quella sala di culto, e la parola di Dio è stata predicata e l'adorazione c'è stata e le persone hanno affrontato la settimana con un altro spirito. Ma noi abbiamo bisogno di combattenti, cari miei. Salomone ha pagato un prezzo di intercessione, ha sacrificato, sapete che cosa c'è scritto nella parola di Dio? Ha sacrificato 22.000 tori per consacrare il Tempio. Io non so quanto sangue ha sparso. Erano tutti suoi, poteva mangiarseli, ok? Però ha sacrificato qualcosa che era suo per pagare un prezzo perché la gloria di Dio potesse essere manifestata. Allora io adesso farò un appello, ok?
Tu vuoi che la gloria di Dio si manifesti? Alza la tua mano. Sei disposto a pagare un prezzo? Facciamo un patto che da oggi in poi, un giorno alla settimana almeno, ti alzerai presto e metterai le tue ginocchia per terra, comincerai a pregare ogni giorno per l'Italia. Va bene così? Ok? Sapete che cosa ho deciso di fare io già da qualche anno? Gli direi, solo i pastori fanno queste cose, no? Mi sono deciso di imparare ogni nome delle città d'Italia, che sono 109, e una volta alla settimana io presento ogni nome di città italiana, 109, alla presenza di Dio e chiedo due cose. Primo, che in ogni città italiana ci sia un pastore secondo il cuore di Dio e l'altra che ci sia un risveglio spirituale della sua Chiesa. E tu oggi sei qua, sai perché? Perché queste preghiere sono ascoltate dal Signore. E io sto vedendo delle cose meravigliose. Sapete quante persone, ve lo anticipo, sapete quante persone sono state battezzate in questi 20 anni di storia di Chiesa Battista Agape qua? Più di 200. Miracolo di Dio o no? Nord Italia, gente, Veneto, ok? Questo è quello che sta facendo il Signore attraverso le nostre preghiere, ma la situazione sta peggiorando, abbiamo bisogno di combattenti che ancora di più mettano la loro vita a rischio, che si sacrificano per la gloria del Signore. Amen, Chiesa. Aspetto che ciascuno di noi possa fare un passo per offrire questo tempo al Signore. Ultima caratteristica di Salomone. Ha sperimentato la gelosia di Dio. Tu sai che è un Dio geloso, no? Quando io, come italiano, penso alla gelosia, penso ai siciliani. Un siciliano è la persona più gelosa che esiste nella nostra bellissima Italia e dice: cosa mia tu sei, ok? Cosa mia tu sei. Ti ricordi che cosa Dio ha detto al popolo di Israele quando ha dato i 10 comandamenti? Ricordatevi che io sono un Dio geloso. Questo è meraviglioso, meraviglioso. Perché? Perché Lui farà di tutto perché tu possa tornare a Lui quando tu ti allontani da Lui. Sai che quando Dio ci tira le orecchie è perché Lui è geloso, quando Lui ci disciplina è perché Lui è geloso e non vuole che tu cominci a guardare le donne e gli uomini d'altri o altri dei che tu hai nel cuore o altre priorità che non devi dare. Il Signore dice: io sono un Dio geloso. Salomone ha provocato a gelosia il Signore e ha pagato con un caro prezzo quello che lui aveva deciso di fare con tutto il suo cuore. Guarda cosa succede qua. Il re Salomone, oltre alla figlia del faraone, perché non era contento, amò molte donne straniere, delle Moabite, delle Ammonite, delle Idumee, delle Sidonie, delle Ittite, donne appartenenti ai popoli dei quali il Signore aveva detto ai figli di Israele: non andate da loro e non vengano essi da voi, perché essi certo pervertirebbero il vostro cuore per farvi seguire i loro dei. A tali donne si unì Salomone nei suoi amori ed ebbe 700 principesse, come dicevamo all'inizio, per mogli e 300 concubine, e le sue mogli gli pervertirono il cuore. Al tempo della vecchiaia di Salomone, le sue mogli gli fecero volgere il cuore verso altri dei, e il suo cuore non appartenne interamente al Signore suo Dio, come il cuore di Davide suo padre. Salomone seguì Astarte, divinità dei Sidoni, e Milcom, l'abominevole divinità degli Ammoniti. Sapete che cosa richiedeva Milcom? Il sacrificio dei primogeniti, ok? Sacrificio di bambini. E così Salomone fece ciò che è male agli occhi del Signore e non seguì pienamente il Signore come aveva fatto Davide suo padre. Fu allora che Salomone costruì sul monte che sta di fronte a Gerusalemme, adesso era anziano e cominciava a perdere la testa, un altro luogo per Chemos, l'abominevole divinità di Moab, e per Moloch, l'abominevole divinità dei figli di Ammon.
Così fece per tutte le donne straniere che gli offrivano profumi e sacrifici ai loro dei. Il Signore si indignò o diventò geloso contro Salomone perché il cuore di lui si era allontanato dal Signore di Israele che gli era apparso 2 volte. Allora sta attento che adesso ti voglio dire una cosa. Quando tu sei giovane, riesci a resistere in qualche modo anche alle scelte sbagliate che tu fai. Lui aveva fatto una scelta sbagliata fin dall'inizio, ma man mano che l'età avanzava e diventava più vecchio, le difese cominciavano a abbassarsi. Se c'è una cosa che i giovani fanno, ce la posso fare. Vero? E per qualche tempo veramente tu ce la puoi fare. Ma quando il corpo comincia a mollarti, quando la memoria, che tu dici, dove sono i miei occhiali e ce li hai in testa? Ti è mai capitato? Le difese si abbassano, cari miei, allora è lì che non ce la fai più. È allora lì che il tuo cuore comincia a entrare delle cose che non vanno bene. Salomone stava invecchiando e stava cedendo all'idolatria di nuovo. E non solo, stava peggiorando la situazione. Ammonite, Moabite, Ittite, ne aveva prese di tutti i colori. E non solo, era tornato a ricostruire degli idoli e dei templi a questi idoli dove lui andava a prostrarsi, robe da matti. Io faccio un appello ai giovani che sono qua stamattina, ok? Costruisci la tua vita santa oggi. Perché se tu sbagli qualcosa all'inizio, resisterai per un tempo, ma la vecchiaia non perdona. Ah, pastore, prima che diventi vecchio, io mi sono girato un attimo, distratto un secondo, e sono passati 57 anni. Se mi guardo indietro dico, misericordia Signore, aiuto. Ma sono passati. E grazie a Dio le scelte più importanti che ho fatto nella vita le ho fatte in armonia con la volontà di Dio. Stai ben attento alle scelte che hai. Il compagno o la compagna di vita che tu sceglierai sarà quello che ti accompagnerà per tutta la vita, ok? Se è una persona che ama il Signore, già è difficile, ok? Già è difficile con 2 persone che amano il Signore, ma se ce n'è una che ha idoli nel cuore che non sono il tuo Dio, sarà molto complicato. E io non vorrei che tu cominciassi a vivere come Salomone, perché lui ha giocato col mondo dello spirito, ma lui ha perso. Sapete che cosa Dio ha fatto dopo di questo? Ha cominciato a mandare dei nemici nella vita di Salomone ogni giorno di più. E se tu vai a vedere la fine ingloriosa che lui ha fatto, è diventato violento, è diventato crudele. Dice la parola di Dio che lui è diventato crudele. Il suo nome significa, Salomone significa pacifico, una persona completamente trasformata dal suo peccato, perché il peccato è questo che fa, cari miei, trasforma le persone negativamente. Un abisso chiama un altro abisso, è caduto sempre più in basso. Il pacifico che è diventato violento, il pacifico che è diventato crudele con il suo popolo, tant'è che a un certo punto il regno di Israele si è spaccato in 2, un altro re ha preso il regno del nord, lui è rimasto col regno del sud e su 12 tribù gli sono rimaste solo 2 tribù, perché Dio gli ha tolto tutto. Perché? Perché aveva delle priorità diverse da quello che Dio era nella sua vita. Io so che vivere una vita agiata è bello, avere una sicurezza economica è bello, avere una casa tutta perfettina è bello, avere una famiglia che funziona tutto è bello, ma sai una cosa? C'è un'altra cosa bella che voglio comunicarti. Bello è anche vedere
la tempesta sulla barca della tua vita. Ogni tanto sai che cosa il Signore fa? Prende quella barca che va a fila liscio e dà una sconquassatina così, no? E tu dici, oddio, che cosa sta succedendo? Maestro, moriamo! Tu dormi e noi moriamo sulla barca in tempesta? E allora a quel punto Gesù si alza, fa, shh, la tempesta si calma e tutti si stupiscono e dicono, ma chi è quest'uomo che anche le tempeste gli obbediscono? Sai cosa c'è di bello? Scoprire che Dio nella tua vita è Dio. E lascia Dio essere Dio nella tua vita. Ok? Fai la tua parte. Salomone ha perso, ma io credo che qua ci siano delle persone che hanno voglia di vincere. Tu hai voglia di perdere? Io no. Mi sto avvicinando, sai, alla partenza. Ah, pastore, ma tu sai se io domani sono qua? Tu sai se tu domani sei qua? Tu non lo sai, no? Perché a volte noi abbiamo più fede in quello che noi crediamo, in quello che noi dobbiamo credere. Ok? Domani farò... Il Signore dice, tu sei un vapore, amico, sveglia. Sei un vapore, puoi partire domani per l'eternità. Non sai se sei qua, ma parti preparato, parti santo. E tante storie di uomini nella parola di Dio, nell'Antico Testamento, dice, e Abramo morì vecchio e sazio di giorni. Signore, posso partire per l'eternità, perché tutto quello che dovevo sperimentare con te l'ho sperimentato. Tu vuoi questo? Amen? Possiamo pregare? Hai capito la parola di Dio stamattina? Sì? Un ragazzo ricco, saggio, pieno di donne, ma problemi a non finire perché non aveva messo Dio al posto giusto. Ma noi siamo qua stamattina per ricomporre la giusta scaletta, no? di priorità. Dio è Dio nella tua vita. Dio è meraviglioso. Dio ci accompagna ad ogni passo. Dio ha dato la vita di suo figlio perché io e te potessimo essere in totale comunione con Lui. Se tu sei suo figlio puoi capire tutto questo. Se tu non sei suo figlio puoi sperimentarlo oggi. E io ti chiedo, se tu ancora non hai conosciuto il tuo Signore, che è Signore in ogni caso, che tu lo voglia o non lo voglia nella tua vita, perché Lui è il Signore, io ti chiedo di pregare insieme a me. Nostro Dio, io ti ringrazio, perché la vita di Salomone ci ha insegnato, Signore, a separare la luce dalle tenebre, a mettere il Signore sopra ogni priorità. Signore, questo ragazzo è diventato un adulto, è diventato un anziano e ha perso tutto quello che lui aveva perché non ha messo Gesù al posto giusto. Ed è questa mattina, Signore, che noi stiamo prendendo delle decisioni importanti qua. E io ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che Cristo possa brillare nel cuore di ciascuno di noi, Signore, perché vogliamo vedere la tua gloria manifestarsi nelle nostre vite. Salomone ha fatto una cosa importante: sacrificio e intercessione, sacrificio e preghiera, e la gloria di Dio si è manifestata. Signore, io ti chiedo nel nome di Gesù, risveglia un popolo, Signore, qua che prega, che intercede per la tua gloria. Te lo chiedo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Amen, Chiesa. Sei pronto di nuovo per adorare il Signore? Con le tue decime, con le tue offerte, con le tue primizie? Siamo alla sua presenza. Alziamoci in piedi e lasciamo che il Signore ancora una volta ci avvolga con il suo amore.
Alleluia, tuo nome, Signore. Grazie, oh Padre, perché tu sei un Dio buono, Signore, un Dio fedele, oh Padre. Noi ti ringraziamo per la tua bontà, per la tua misericordia, Signore, e le tue benedizioni che, Signore, versa su di noi, su delle nostre famiglie ogni giorno, Padre. Noi ti consegniamo, Signore, le decime, le offerte, Signore, davanti al tuo altare. Voglia tu benedire, Signore, ogni famiglia presente qui, Signore, che ha fatto questa offerta questa mattina. Protegge la tua Chiesa, Signore, conduci la tua Chiesa alla tua adorazione, alla tua volontà, oh Padre. In nome di Gesù io ti ringrazio. Amen. Sì. Ok, allora per quanto riguarda, vi rubo ancora un minuto solo, gli annunci degli incontri di preghiera, dei nostri culti e studi biblici settimanali sono tutti sul bollettino, voi basta che andate sulla pagina Facebook Chiesa Battista Agape, trovate lì tutti i riferimenti che servono per la vita comunitaria settimanale. Ok? Quello che voglio pubblicizzare in particolar modo questa mattina è quel corso che io farò di Antico Testamento che comincerà martedì questo 19 ore 20, ok? Durerà circa 2 ore e per 2 martedì, va bene? Quindi martedì 19 e martedì 26 ore 20 noi faremo un corso di Antico Testamento. Pastore, perché Antico Testamento? Io credo che l'Antico Testamento sia uno degli argomenti più complicati per certi versi, no? Che noi affrontiamo quando apriamo la parola di Dio. Perché? Perché le culture sono molto diverse, perché c'erano dei contesti particolari che noi dobbiamo capire, quindi io voglio darti uno strumento perché tu possa aprire la Bibbia e dire ok, sto capendo quello che leggo. Non so se hai inteso quello che ti sto dicendo. Quindi per iscrivere, il corso è completamente gratuito, aperto a tutti, ok? Saremo qua nella sala grande. L'importante è che tu mi dica se partecipi, ok? Perché? Perché noi avremo delle fotocopie, delle dispense da dare. Ovviamente se tu vuoi partecipare noi dobbiamo fare delle fotocopie, ok? Semplicemente questo, è completamente gratuito, questo ci tengo a dirlo. Martedì 19 e martedì 26 ore 20. Pastore, chi può partecipare? Tutti. Io chiedo una cortesia particolare, non a tutti, ma in particolar modo a tutti i leaders di ministero, ok? Perché io penso che un leader deve essere un leader formato, ok? Questa è la mia idea, il chiodo fisso che non mi esce dalla testa, va bene? Io non posso guidare altri se non ho una struttura per poter predicare e guidare altre persone, ok? Sì, vieni. Ciao a tutti, vi rubo un minuto solo. È che da settimane ho questo sentimento nel cuore e oggi il tuo messaggio proprio mi ha toccato particolarmente. La Chiesa, sì, come hai pregato poco fa, ha bisogno di preghiera e intercessione. Quindi io vi aspetto numerosi giovedì all'incontro di preghiera qua, alle 20. Ok, grazie. Va bene? Possiamo alzarci e chiudiamo il nostro culto? Marcello, vieni qua a pregare per noi. Padre Santo, la tua parola è reale, è fedele e oggi si è dimostrata efficace, Signore, nei nostri cuori. Tu ci hai parlato, Signore, è stata una benedizione, Signore, e vogliamo, Signore, metterla in pratica. Aiutaci, Signore, a camminare con i ginocchi per terra, perché la nostra camminata è piena di sassi, è piena di lutte e viviamo in un momento molto conturbato. Signore, io ti ringrazio per questo banchetto che abbiamo ricevuto questa mattina. Benedici la tua Chiesa, benedici le nostre vite. Nel nome santo di Gesù. Amen. Signore, ti ringraziamo per tutto e adesso che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la faccia della terra, da oggi e per sempre. Amen. Buona settimana, Dio vi benedica.